Tre, due, uno. Sì, Susi e Patrizio News. Sì. vabbè. Com'è che si fa qua? È un po' difficile. Sto giocando alla PlayStation, me l'hanno regalata, un Tomb Raider del 97, nel 97, che me l'ha regalato Roberto della Virtual Vision di Lugo, di Romagna, insomma uno dei posti più vecchi, perché ormai è vecchia la cosa, no? Però moderna è la mia Tomb Raider. Io ho fatto un podcast dove appunto racconto Tiwanaku come se fossi Tomb Raider, ma non faccio come lei che quando arriva distrugge tutto. Io racconto per bene e vi racconto Tiwanaku. Ricordalo, perché un sacco di gente non si ricorda chi era Tomb Raider. Era questa eroina che faceva tutte le scoperte archeologiche, quella, no? Scoperte archeologiche, ma distruggeva tutto. Sì, invece no. Comunque insomma lo trovate su tutto, sui podcast, dappertutto, in tutti. Va bene, è molto interessante, Tiwanaku, non scordatelo. Poi raccontare? Arriva la primavera e quindi possiamo parlare di cicloturismo, fenomeno interessantissimo. Veneto Green Tour. Noi, turisti per caso, su Italia Slow Tour abbiamo ideato e pubblicato un itinerario cicloturistico per andare alla scoperta della regione Veneto. È per trovare attraverso Slow, la bicicletta Slow, per ritrovare la natura, la cultura, l'enogastronomia, le tradizioni. Allora, si tratta di un percorso ad anello, diviso in 7 tappe. Si torna, va bene. Sì, è che tu questo anello, che è lungo 330 km, lo puoi... 330 km? Sì, ma non è che devi farlo in un giorno solo, lo puoi fare in 5, 7, 9 o anche 12 giorni diversi. Va bene. Ma il bello è che tu lo puoi approcciare da tante direzioni diverse, cioè puoi cominciare da Treviso, da Venezia, da Padova, da Vicenza, e poi fai l'anello. È molto molto interessante. Ci sono delle tappe che possono durare 3 o 4 ore, poi dipende appunto dalle vostre gambe. È bello. Andate a vedere sui siti italiaslowtour.it oppure italiaslowtour.com. Sì. Voi direte la differenza, uno è in inglese per gli stranieri, l'altro è in italiano. Noi siamo i primi che hanno incominciato a parlare dell'Italia Slow e dell'Italia anche per gli stranieri, quindi tutto sottotitolato in inglese, la nostra cosa, insomma. Anche in tedesco i filmati. Anche in tedesco, quindi è il massimo. Allora, a proposito di bici, domenica 24 marzo c'è il Gran Fondo di Riccione, siamo in Romagna, è la 22esima edizione e anche qui c'è appunto biciclette, viaggi eccetera, ma la cosa importante è che il giorno prima, il sabato 23, c'è anche la pedalata in rosa. Anche perché oggi è l'8 marzo, dai. Sì, auguri. E non me le sai portato le mimose? No, sono allergico alle mimose. Sì. Mi scappa da starnutire. Anche a me. A proposito di donne, Paola Catapano, ti dico solo un nome. Paola Catapano, una nostra complice da sempre, con lei abbiamo organizzato il giro di Darwin, di ogni cosa. Sì, lei. Ecco, lei lavora, poi lavora al CERN di Ginevra come appunto dà informazioni eccetera, ma questa volta è andata in vacanza dove naturalmente non è che va nei posti bellini, no, va a Porto Eden, che sembra un bel posto, ma in realtà è in Patagonia, sono i canali cileni e lei è là e quindi la sentiamo. Ciao Paola! Ciao Susi, ciao Patrizio da Puerto Eden, un posto fra i più isolati al mondo e credeteci o no, il posto dove piove di più in tutto il pianeta. Oggi è una rarissima giornata di sole, siamo qui lungo i canali cileni, sulle tracce di Magellano, sulle tracce di Darwin, nel sud del Cile, più vicino all'Antartica che al resto dell'America del Sud. Questo è un posto molto isolato ed è una tappa obbligata per tutti i navigatori.
Siamo qui a vela, la barca Gaia è una barca svizzera di un astrofisico dell'Università di Ginevra, Thierry Courvoisier. Ci aspetta il Golfo da Peñas, che merita il suo nome. Qui tutti i posti meritano il loro nome, o si chiamano Ispirati a Magellano oppure Isola Desolation, Ultima Speranza, eccetera. È un viaggio favoloso. So che anche Adriatica è passata da qui qualche tempo fa, quindi sto pensando moltissimo a voi. Tanti auguri per la nuova trasmissione. Ciao a tutti. Implicitamente è un'istigazione a progettare un viaggio molto molto bello. I canali cileni, la Patagonia. L'abbiamo fatto anche noi. Noi ci siamo stati, sia in barca che a piedi. Ecco, organizzatevi, perché può essere un viaggio molto 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 interessante. Ma anche perché appunto, se non volete vedere nessuno, quello è un viaggio possibile. Sì, certo. Ecco. Vabbè, andiamo avanti. Dai, che cosa? Torniamo in Italia e parliamo di mostre. Allora, al PAC, il padiglione d'arte contemporanea di Milano, la prima mostra retrospettiva europea dopo oltre 20 anni, dedicata a Adrian Piper. Allora, Piper, per chi non lo conoscesse, è una figura chiave della scena artistica newyorkese degli anni 60. Allora, lui era fortemente impegnato contro il razzismo, la xenofobia, l'ingiustizia sociale e l'odio, e analizza, questo è interessante, la patologia visiva del razzismo, perché esamina degli stereotipi. Bello, bellissimo. La mostra va avanti fino al 9 giugno al PAC di Milano. Tutti a Milano. Allora, abbiamo un collegamento, anzi un post collegamento, non so come chiamarlo. Davide Carbone. Sì. Davide Carbone è partito per fare il giro del mondo. Io non ci credevo che stesse via tanto. In realtà è via da un anno a un anno e mezzo, anche di più, e sta facendo il giro del mondo sopra e sott'acqua, perché è un sub, e adesso ci fa vedere un pezzetto dei suoi filmati che ha mandato, continuerà a mandare, noi continueremo a raccontarlo alle Galapagos. Gordon Rock, immersioni alle Galapagos. Bellissime le Galapagos, e a questo proposito abbiamo anche una notizia, una notizia tratta dal sito Travel Non Stop, che tra l'altro è entrato in collegamento con noi, perché è uno dei siti dove potete rivedere il nostro TG del turismo online. Ecco. Qual è la notizia? Riguarda appunto le Galapagos. C'è stata una eruzione del vulcano Lacumbre sull'isola Fernandina. Però Fernandina forse non c'è nessuno sull'isola Fernandina. No, ma poi fa parte del giro meraviglioso di però tutte le isole. Non è che c'è gente. Comunque, la notizia della notizia è che per i turisti non c'è alcun pericolo, cioè è tutto sotto controllo, l'eruzione fa parte della normale attività di quell'arcipelago. E poi vi segnalo anche che abbiamo un'altra collaborazione. Un'altra? Sì, siamo in collaborazione con Guam TV, è una TV che naturalmente è web, che ha moltissimi filmati, racchiude moltissimi filmati che appunto vengono citati così, una raccolta di video sull'espansione della consapevolezza. Cioè? Bellissimo, no? Bello, sì. Ci vorrebbe. Sì, effettivamente. Ecco, io con loro appunto sto pubblicando, anzi c'è già, potete andare a vedere, Ingegneri del Cosmo, tutta un'altra storia che è la storia praticamente della storia degli esseri umani, insomma, no? Sudafrica. E io e Shichin, lo sapete che io poi ho intervistato questo Shichin, ne abbiamo parlato, e faccio vedere come appunto tante cose che ho visto le ho viste anche in funzione di quello che avevo imparato da lui. E sei diventata consapevole. È molto consapevole. Allora, c'è un'altra collaborazione che abbiamo, quella con l'Omar Radio Podcast. Certo! Pronto chi viaggia è una rubrica in cui i turisti sono in giro per il mondo, telefonano e raccontano il proprio viaggio. In questo caso andiamo a Marrakech e ci telefona Marco. Vedi quante collaborazioni che abbiamo, quanta roba. Sì. Noi duriamo quanto? 10 minuti e potremmo fare un TG di un'ora. Lo so, perché abbiamo un sacco di robe, di collegamenti, di cose. Ho capito, solo che i 10 minuti sono finiti da
un po', per cui dobbiamo salutare. Ciao. Ciao.